Ci sono state ad oggi più di 100.000 vittime e molti di questi erano anche giovani, relativamente giovani, e hanno lasciato orfani, quindi naturalmente è stata una tragedia per tutti, ma per i bambini, i ragazzini e adolescenti che hanno perso il papà, la mamma, entrambi i genitori per Covid, noi non possiamo dimenticarli, non possiamo abbandonarli. Sono diversi gli studi che documentano quanto gli adolescenti saranno segnati dalla pandemia in termini formativi, psicologici e relazionali. Ma i bambini e i ragazzi cui il coronavirus ha provocato la perdita di un genitore pagheranno un costo certamente più caro. Secondo il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, primo firmatario di un disegno di legge in tal senso, è necessario e doveroso dar loro un segnale di solidarietà e sostegno, comunicare che il nostro Paese si prende cura delle giovani generazioni. Aiutare questi ragazzi e queste ragazze ad essere accompagnati dallo Stato nel corso della loro vita, in particolare durante lo studio, durante il lavoro e anche se serve attraverso un accompagnamento di tipo, come dire, psicologico, terapeutico, di supporto, naturalmente tutto a carico dello Stato nei prossimi anni. Il disegno di legge prevede tra l'altro l'assegnazione di borse di studio in favore di figli minori o di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, orfani di un genitore o dei genitori. Com'è nato questo disegno di legge? C'è qualche caso in particolare che l'ha colpita? Ma è nato innanzitutto ascoltando e vedendo nel territorio le devastazioni che questo Covid ha comportato e poi in particolare attraverso un incontro molto toccante con la signora, la moglie del preside Frisoli che è morto proprio il 9 aprile di un anno fa, quindi in questi giorni, lo scorso anno, stava combattendo in ospedale. Quindi mi raccontava anche lo stato di, insomma, di richiesta di una presenza dello Stato almeno nei confronti dei figli.